Beh, era affrontabile, mi aspettavo di peggio viste le simulazioni, però sì, alla fine il problema, come ci si aspettava, era abbastanza complicato, diversi passaggi, procedimenti, mentre i quesiti un po' più veloci, semplici, ecco. Ho fatto le Olimpiadi di matematica e ho preso medaglia di bronzo a Cesenatico quando le abbiamo fatte a maggio. Quindi sei l'orgoglio della scuola, insomma. Beh, spero di aver reso orgogliosa la preside e tutti i docenti, ecco. È per questo che sei uscita prima degli altri. Potrebbe essere. Essere preparati quest'anno è stata dura e spero di aver fatto qualche punto. Ovviamente puntavo più su italiano che matematica per fare un po' di punti e poi con l'orale farne altri e uscire. Quindi questa era la mia idea. Adesso arriva la parte più difficile che è l'orale o la parte più difficile c'è già stata? La parte più difficile era questa, secondo me, matematica, che era la più ostica, diciamo. Sì. Il peggio è passato, era oggi il peggio. E adesso per gli orali cosa ti aspetti? Ma cioè, non saprei cosa aspettarmi, ma sono abbastanza tranquillo perché sono bravo a collegare gli argomenti. Io ho fatto il linguistico, quindi la prova era di inglese e avevamo 2 testi, una comprensione e 2 produzioni, quindi 2 testi da scrivere. Com'è andata? Facili, difficili? Insomma, le comprensioni erano un po' ambigue, però insomma credo comunque di aver fatto abbastanza bene, anche le produzioni sono abbastanza tranquilla. Il peggio arriverà, secondo me l'orale mi preoccupa molto di più. Bene, dai, era giusta, non troppo difficile né troppo facile, e penso sia andata abbastanza bene. Il peggio è passato o deve ancora arrivare? No, è l'orale il peggio. Sì, settimana prossima, la prima di tutta la scuola, quindi, quindi quello sarà il peggio, però E cosa vi aspetta all'orale? aspetta 10 materie e c'è lo spunto che ci verrà dato, che sarà una foto o un testo e bisognerà parlare, cioè collegare da quello spunto più materie possibili e vedremo insomma. Io ho fatto una prova di armonia, ovvero di composizione, e è uscito fuori una delle 3 tipologie, a mio parere, più semplice, infatti ho finito a mezzogiorno.